Allora, abbiamo visto appunto secondo la SPCGL, il welfare sociale, cosa sta a significare, l'impatto anche che c'è concreto. Per quel che vi riguarda invece, quindi i pensionati del settore artigiano, sostanzialmente, che anche questi sono numeri comunque importanti, perché sappiamo che tantissimi pensionati avevano la partita IVA e quindi sono coinvolti in questa categoria, anche molti ci hanno sollecitato. È ovvio, no, che chi viene dal mondo artigiano ha fatto l'imprenditore piccolo, sicuramente, perché io dico sempre l'artigiano non è certo da categorizzare sulla fascia di quelli di grandi imprenditori, perché il 90% quasi sono imprese uninominali, sono gente che lavora con le proprie mani, che fa le ore di lavoro più o meno come un operaio o di più, perché chi fa da perché sé, alcuni ci hanno però scritto, le dico perché diversi artigiani che ci hanno mandato appunto delle mail così o comunque delle telefonate dicendo parlate anche di noi perché noi non possiamo andare in pensione, cioè di fatto andiamo in pensione, però non possiamo vivere, mantenere la famiglia che esiste, eccetera, dobbiamo continuare a lavorare finché morte non ci separi. Faccio un esempio. Questo è in sintesi la cosa. Allora io dico, ma è dovuto al fatto che hanno versato a loro volta poco e quindi perché non c'era una normativa a un certo punto, quindi anche un mea culpa che uno fa, oppure perché proprio le condizioni non hanno consentito di avere una pensione dignitosa? Perché sono tanti che hanno effettivamente pensioni tanto basse, sto parlando di un'età dei 70 anni in su, non meno, perché poi meno forse non sono neanche in pensione. Sicuramente, è ovvio che normalmente si prende in base a quello che si è passato, no? Perché questo era il principio che vigeva prima, no? Col sistema, quindi c'è stato anche un discorso di poca attenzione. Attenzione, probabilmente, sai, i tempi erano buoni, forse la gente non ci pensava più di tanto, perché magari tanti hanno fatto anche delle pensioni integrative, si sono un po' arrangiati perché l'artigiano è così. Vorrei fare proprio un esempio per quanto riguarda l'esempio classico proprio di come, perché io rappresentante di artigiani prendo testimonianze di quello che succede all'interno del mondo artigiano. Molti artigiani non riescono ad andare in pensione, appunto, o fanno fatica, a parte che normalmente l'artigiano per natura, per DNA, perché ha la passione, ha fatto il suo lavoro e la sua creatura, fa fatica ad andare in pensione, è più fatica che smettere che continuare, no? Però diciamo che è un bel momento, arriva al punto che dobbiamo andare in pensione per età, per salute e tutto quello che ci va dietro. Se ha una pensione dignitosa che poi anche, ma soprattutto mantiene il potere d'acquisto, vabbè, uno può vivere, anche perché magari nella vita può aver avuto qualcos'altro, se si è dato da fare, se ha avuto la fortuna di lavorare, di stare bene. Però c'è un dato che le spiego semplice per quanto riguarda il mondo artigiano. Come un artigiano si trovi subito in difficoltà. Cosa succede? Un artigiano adesso chiude, fino a 7 anni fa, quando c'erano le vacche grasse, magari avevi una bottega, avevi un capannone, un piccolo capannone fatto con sacrifici, anni di lavoro, mutui, artigiancassa, perché io le conosco queste cose qua perché le ho passate io. Cosa si trova? Che chiude, non ha più reddito, è il reddito della pensione, no? Si trova che qualche anno fa riuscivi a affittare magari la bottega, se non riesci a passarla attraverso i figli, che oggi è difficilissimo, a fare la trasmissione professionale, aziendale, è difficilissimo. A parlare non se ne vende, a vendere non se ne parla proprio perché è un momento difficilissimo. Cosa succede? Che hanno piccoli capannoni, botteghe, anche delle volte con misure bastanza, pagano un sacco di IMU. Si trovano che la mezza pensione o anche di più se la trovano a dover pagare queste tasse comunali. Oltre alle tasse che ci sono già alla fonte, che quelle lì le sappiamo, trattenuta diretta, non se ne parla più. Allora, per l'artigiano è ancora un problema grosso veramente, perché si trova a dover sostenere queste spese che prima le poteva sostenere perché lavorando aveva un reddito, magari gli ultimi anni, perché con l'età magari non sei più come prima, che produci come quando eri più giovane, però in questo momento c'è anche questa situazione di disagio per quanto riguarda il mondo artigiano, il fatto di avere a carico le proprie aziende che non rendono più, che sono state chiuse, che non riesci a vendere, affittare niente, dovendo quelle spese comunali che pesano tantissimo sul bilancio della pensione, perché la pensione sappiamo che più o meno le pensioni medie 1.200, 1.300, 1.400, quando che cominci a togliere 400-500 euro solo di IMU, perché queste sono le cifre. C'è gente, io conosco uno che ha un capannone che se l'ha fatto con dei fratelli così,
paga 15.000 euro l'anno di IMU, cioè cifre che fa paura, ha una pensione media, ce la fa, ma questo è un problema per il mondo degli artigiani. Ecco, le chiedo una cosa, perché tra le varie domande che sono state fatte c'era anche questa, stavo scordando che forse preliminare. Nel discorso della rivalutazione delle pensioni di cui stiamo parlando e di cui si sta esponendo anche in modo forte il sindacato dei pensionati, dei dipendenti in generale, sono coinvolti quindi anche gli artigiani, i liberi professionisti? Che era una domanda no, mi è stata posta questa domanda qua. Sì. Sono coinvolti, no, perché effettivamente voi ci lavorate dentro, non diamo per scontato nulla, perché sappiamo che soprattutto quando arrivano buone notizie i pensionati non ci credono, perché questa è stata perché la premessa, tante mail ricevute, forse c'è una telefonata, era io non ci credo, però cioè, il che mi ha lasciato così. Credo che ci sia, penso, una telefonata. Pronto? Sì, pronto? Pronto, scusi se l'ho fatta aspettare, non mi ero accorta che era in linea, prego. Niente, io volevo dire a quei signori che sono là, che parlano tanto di rimborsi delle pensioni, no? Dei rimborsi delle pensioni, sì. Ecco, sì, però non pensano mica a quelli che prendono 400-500 euro al mese, che fanno la fame, che devono andare a cogliere la cosa dove ci sono i mercati, perché non hanno nemmeno i soldi per pagare niente, per fare, per tutto. Questo no, non vengono mai messi. Parlano delle pensioni di 90.000 euro al mese, ma non è una vergogna quella? No, non stiamo parlando delle pensioni di 90.000 euro, che abbiamo detto, a parte quella di 90 il caso, stiamo parlando delle pensioni medie, eccetera. Adesso comunque le rispondono. Sì, ho capito, lei dice le pensioni. Devono farli rimborsare a quella bella signora della Fornero? Chiaro. Adesso giriamo la sua osservazione ai nostri ospiti. Grazie signora, grazie molte. Sì, allora devo dire che per quanto ci riguarda noi abbiamo più volte contestato, siamo scesi in piazza, poi insomma con quella forza che avevamo, che abbiamo potuto utilizzare per contestare la forte precarizzazione del lavoro, quindi adesso è noto che noi abbiamo un giudizio molto critico anche sul Job Act, quindi io non voglio allargare il campo, voglio solo dire che nella platea dei pensionati veneti noi ne abbiamo moltissimi, perché se abbiamo detto che l'80% sta dentro quella fascia dei 1.500 euro, noi ne abbiamo dentro quella fascia lì, ne abbiamo moltissimi che stanno sui 500 euro, che hanno il minimo magari integrato e quindi che stanno in una situazione di estremo disagio. Quindi il fatto che allora bisogna sempre ricordarla questa cosa qua, perché io penso che quando noi abbiamo fatto la battaglia per ripristinare un livello di tutela almeno fino a 1.500 euro e che abbiamo giudicato insufficiente, noi parliamo di quella fascia di reddito. Mai nessuno di noi si è sognato di dire che è uguale un trattamento pensionistico da 500 euro con un benefit di 90.000 euro. Ma se vuole io posso anche dire che personalmente penso che se uno ha una pensione 12 volte il minimo, cioè sono pensioni totalmente che proteggono il costo dall'adeguamento. Ma il punto non è quello, il punto è che il governo ha fatto di allora e diciamo che poi si è mantenuta questa posizione. Ha colpito la gente, i pensionati, tutti i pensionati, siamo riusciti a tutelarne una parte, almeno per tutelare l'incremento del costo fino ai 1.500 euro. Adesso questa sentenza che apre il tema, perché in effetti è vero che applicata così letteralmente, la sentenza dice una cosa, dice bisogna che ci sia un meccanismo di tutela dell'adeguamento e questa è una sacrosanta verità, bisogna trovare un sistema. Poi sulla modalità, su come si realizza questa condizione, certo che si può discutere, noi siamo per discutere. Allora qui va detto subito un'altra cosa, però è che il governo non può pensare che fa un'operazione del genere senza
contattare per esempio le organizzazioni sindacali e anche le organizzazioni datoriali, cioè la rappresentanza sociale. Perché se il governo pensa di fare un'operazione con il trucchetto, cioè di aspettare le elezioni sì, per poi fare un meccanismo arzigogolato, cioè, eccetera, che non risolve la domanda della sentenza, cosa farete? È chiaro che noi dobbiamo, già adesso stiamo mettendo in campo alcune azioni, per esempio di mobilitazioni davanti alle prefetture. Noi invitiamo i pensionati in queste ore, lo stiamo facendo in diverse città italiane e anche in Veneto, diciamo ai pensionati: troviamoci davanti alle prefetture per dire al rappresentante del governo che noi vogliamo, uno, l'applicazione della sentenza, vogliamo che il governo convochi il sindacato per trovare una soluzione equa. E ripeto, le soluzioni eque anche per il passato, perché se guardiamo la storia dell'adeguamento, della perequazione, noi vediamo che per esempio il governo Letta aveva stabilito una gradualità che era in qualche modo condivisa, poi si può discutere. Ci sia la discussione e la condivisione, questo è un aspetto fondamentale. Volevo chiedere però anche a lei, quindi in risposta alla signora, dopo riprendiamo il discorso. La signora aveva capito male l'esempio che avevamo fatto delle pensioni di famosi 90.000 euro. Certo che qua stiamo facendo una lotta di classe, no? Perché è ovvio che i pensionati sono tutti uguali, soprattutto i pensionati con queste cifre, poi sicuramente siamo tutti quanti al sistema della stessa barca, che dobbiamo difendere al massimo i diritti dei pensionati, soprattutto della parte più debole. Noi ci impegneremo come sindacato, siamo pronti a tutte le situazioni. Certo che noi, diciamo, in questo momento, che dalle nostre parti in dialetto si dice quando che non ne mangime le galline si beccano, purtroppo è un momento difficile, no? Ti dicono sempre non c'è soldi, guarda, tutte queste storie qua. Se invece fossero eliminati gli sprechi, se ci fosse stata un bel sistema, perché gli errori vengono da lontano, perché se pensiamo che attraverso le casse dell'INPS, no, paghiamo 494.000 euro di baby pensionati, che costano 10 miliardi l'anno. Ci costano 10 miliardi, cioè voglio dire, errori arrivano da lontano, è per quello che forse i conti non tornano. Non ne parliamo poi col discorso dell'entrata dell'INDAP, che ha portato dentro una valanga di miliardi di deficit, perché lì erano in passivo. Certo. No? No, allora voglio dire che se i conti non tornano, purtroppo vanno a andare a finire sulle fasce più deboli, perché è il più debole che purtroppo fa fatica a tirare avanti. Però sono queste fasce deboli che si sentono non tutelate, non protette, ma io c'ho ancora le più deboli, perché la domanda della signora concerneva proprio quella fascia di pensione bassissima, sociale, che non è stata coinvolta dalla non rivalutazione, perché almeno loro hanno avuto la rivalutazione. Quella normale. Però, esatto, con normale rivalutazione. È ovvio che in questo caso non si riprende in discussione tutto il sistema pensionistico. E qua io mi allaccio alla domanda che è stata posta anche a livello nazionale, dalla Cantone, se non sbaglio, cioè ha detto che bisognerebbe riprendere in discussione il sistema pensionistico, quindi rivedere la riforma Fornero. Sì, no, come la vedete? È una cosa fattibile, perché effettivamente ha creato diverse situazioni un po' così interlocutorie. La Fornero ha agito in un momento, che l'ha detto 3.500 volte, di difficoltà particolare tirata per i capelli, però come si diceva poco fa, sono andati a colpire sempre le cose più facili, più deboli, e non si prendono provvedimenti con dei tagli importanti a certi livelli. Parliamo di questo pochi secondi dopo la pubblicità, un attimo.